Grazie alla banda musicale Itirese che ha eseguito Blues di George Gershwin e il tema principale di Per un pugno di dollari, composta da Ennio Morricone, i brani con cui vi diamo i benvenute e benvenuti alla quarta tappa della sesta edizione del Festival delle Bellezze, la manifestazione organizzata dall'insieme vocale Nova Eufonia del maestro Vincenzo Cossu. La banda musicale è stata diretta dai maestri Maurizio Calvia e Giuseppe Mannu. Nel vivere non c'è alcuna felicità, ma essere e felicità, trasformarsi in una fontana, in una vasca di pietra nella quale l'universo cade come una tiepida pioggia.
È una frase di Milan Kundera scomparso recentemente ed è proprio la splendida fontana di Sabadorzo a fare da cornice a questa serata del Festival delle Bellezze, il cui scopo è proprio quello di esaltare l'incanto delle bellezze architettoniche, paesaggistiche e archeologiche della provincia di Sassari. Chiamerei proprio qui a fianco a me Vincenzo Costo, il direttore artistico della manifestazione, per un saluto alla banda musicale Itirese, che ha alle spalle una lunghissima tradizione. Infatti è il primo complesso bandistico del paese, complesso bandistico del paese risale alla fine dell'Ottocento e l'interesse di Ittiri nei confronti della banda non è mai cessato. Nel 1973 nasce un gruppo stabile che cresce e amplia costantemente il proprio repertorio. Attualmente la banda è formata da una trentina di elementi che avete visto qui stasera all'opera e noi vogliamo appunto ricordare questa serata con un ricordo che il maestro offrirà alla banda. Quindi chiamo Cecilia, eccola qua. Prego. Consegniamo. Prego Ceci. A voi. Grazie. Come abbiamo detto, il Festival delle Bellezze viaggia nel nostro territorio per esaltare appunto e valorizzare le bellezze della provincia. Per questo questa sera qui alla Fontana Sabadorzo chiamerei qui il sindaco di Ittiri, se può venire anche in compagnia, lo può portare. Vieni, rimani lì o vuoi venire qui anche tu? No, rimane lì. Buonasera sindaco, è la terza volta, lo prendi per favore il microfono, l'altro ce la fai? È la terza volta che il Festival delle Bellezze viene ospitato qui, quindi vi ringraziamo. Fra poco con i suoi colleghi parleremo soprattutto dell'Ittiri Folk Festa che sta per prendere avvio, la macchina organizzatrice è già all'opera. Però parliamo anche un po' di questo luogo che caratterizza la città e che cosa si prospetta per quest'estate. Sì, buonasera a tutti i presenti, i nostri concittadini e quanti sono accorsi per la terza edizione del Festival delle Bellezze. Ringrazio e saluto gli artisti che contribuiscono alla bellezza di questa serata e insomma anche all'attrattività che poi sta crescendo rispetto a questo evento. Il maestro Cussu che ci ha coinvolto 3 anni fa in questo progetto, del quale dopo 3 anni posso dire di essere veramente felice che la comunità di Ittiri abbia aderito, perché è un bel modo di vivere gli spazi importanti della propria comunità, che sono gli spazi che sono anche i più belli, ma sono quelli che rappresentano veramente l'identità delle comunità, cioè i luoghi simbolo, gli spazi che sono poi anche mutati nel tempo, anche in relazione al cambiamento della vita. Questo è stato un abbeveratoio, poi per diventare poi quasi una piazza, un ritrovo per ragazzi, ne vedo tutte le sere. Noi ci abbiamo creduto che questo fosse un luogo importante, abbiamo cercato di fare in modo insomma, di trovare le risorse per poterlo valorizzare, per potergli dare vita e oggi vedere insomma, che diventa un contesto che aggrega le persone, che viene vissuto così all'insegna ecco, della cultura, del bello, della musica, che accoglie artisti di Ittiri. Abbiamo appena ascoltato la banda Itirese, una delle migliori associazioni del nostro centro, che insomma ci stupisce sempre di più, sia per la qualità ma anche per il ringiovanimento che sempre riesce a ottenere e poi anche per averci portato negli anni anche tanti artisti che poi di Ittiri non sono ma che hanno una fama nazionale e anche internazionale. E poi in questa settimana così importante il ricordo di Borsellino, che non deve mai mancare, insomma chi ha deciso anche col sacrificio della propria vita di contrastare un'organizzazione mafiosa che condizionava pesantemente il vissuto, la vita, il presente e la prospettiva della Sicilia, ma che poi veniva ed è stata emulata anche in più contesti e che ha anche insomma, portato per lungo tempo nel discredito lo Stato italiano. Invece insomma, Falcone e Borsellino che decidono anche a sacrificio della propria vita di affrontare, di dare una prospettiva nuova di legalità e di libertà alla nostra nazione vanno ricordati ed è insomma, anche bello farlo in questo modo e sono insomma, contento che venga intitolato a Borsellino la manifestazione. Una settimana importante, la settimana nella quale insomma, la manifestazione culturale più importante della nostra comunità, la Ittiri Folk Festa, insomma, anima
la nostra comunità, ci prepariamo ad accogliere i tanti visitatori, i turisti, i gruppi, in questo luogo che da 38 anni è un luogo di incontri, di scambi culturali, di musica, di confronto, di colori, insomma, di comunione di persone insomma, e di culture. Di questo ne siamo felici, dobbiamo ringraziare chi si adopera per portare avanti con impegno queste nostre tradizioni, perché ormai la Folkfest è patrimonio della nostra comunità, e dai tiresi dobbiamo essere fieri, orgogliosi e fare il meglio che possiamo fare per rendere bella la nostra comunità, non solo negli spazi ma anche nei nostri modi, nell'accoglienza che da sempre ci ha caratterizzato. Ok, grazie al sindaco Antonio Sau. È importante appunto ricordare la serata di oggi, dove è l'importante anniversario, quindi si sottolinea il concetto di legalità. Poi appunto con l'ospite di questa serata vedremo anche chi magari la legalità, la legge l'ha infranta, ma ha diritto poi al riscatto dopo aver pagato il proprio conto con la giustizia. Insomma, grazie ad Antonio Sau. Siamo davanti appunto a una fontana. Quale simbolo migliore? Quello dell'acqua, che è un simbolo di rinascita, l'acqua che è l'elemento fondamentale del nostro pianeta. Perché parliamo di pianeta? Perché il Festival delle Bellezze ha a cuore la sostenibilità ambientale, ricordare in ogni occasione che è nostra responsabilità avere cura del nostro pianeta, rispettarlo, perché è proprio la nostra prima casa. Per questo il Festival delle Bellezze ogni anno sceglie dei Green Partner che sostengono la manifestazione, e quest'anno il Green Partner è la Grimaldi Lines. Non possono essere stasera nostri ospiti, ma noi abbiamo un messaggio dell'amministratore delegato della Grimaldi Lines Sardegna che appunto vi vorrei leggere. È abbastanza naturale che Grimaldi sia vicino a un evento come il Festival delle Bellezze, un evento che nasce dall'amore per la cultura, per la natura, per i beni ambientali, dall'amore per le nostre tradizioni. E a tutto questo anche Grimaldi fa riferimento, stando sempre vicino a chi questi eventi organizza e attuando tutti quegli interventi che vanno incontro alla salvaguardia della natura, al rispetto massimo dei beni ambientali e delle tradizioni. Giusto un esempio: le navi più importanti della flotta Grimaldi usano i carburanti in assoluto meno impattanti con l'ambiente naturale. Addirittura quando queste navi sono a circa 12 miglia dai porti, i motori vengono spenti e la nave viene spinta da batterie a litio che non producono nessuna emissione. Le ultime navi varate usano addirittura idrogeno. Ecco, questi pochi esempi per sottolineare come la Grimaldi ci tenga a essere protagonista della mobilità sostenibile e quanto sia sempre vicino a chi la sostiene. Inoltre anche i nostri partner della sostenibilità che passa attraverso il cibo, e quindi l'agriturismo Monte Sulargio di Valle d'Oria e le tenute Samandra di Alghero. Questi sono aspetti fondamentali che hanno permesso al Festival delle Bellezze di rientrare nel bando di Salute e Trigu, come lo stesso Itirik Folkfesta, che è appunto il bando che sostiene le manifestazioni legate alla promozione turistica del territorio e passano attraverso le tradizioni. Ma adesso è il momento dei prossimi ospiti di passare ancora alla musica con il coro Bogues e Ammentos di Ittiri, che inviterei ad avvicinarsi mentre ve lo presento. Poi Vincenzo ti faccio parlare anche a te. Si stanno preparando? Ecco che si stanno preparando. L'associazione culturale Bogues e Ammentos è nata nel 2003 e ha partecipato a numerosi festival in tutto il mondo. Il nome significa voci e ricordi, perché si è voluto riproporre tutto ciò che appartiene alla tradizione sarda attraverso il canto Bogues nelle sue forme più varie. Per farlo è necessario elaborare i ricordi Ammentos, dai più lontani ai più recenti. Un aspetto che caratterizza il coro è anche la scelta dei componenti di indossare tutti i costumi tradizionali maschili di Ittiri. Sono una quindicina, e quanto al repertorio vi sono brani della tradizione ittirese e dell'intera Sardegna, sia profani e sia religiosi. Stasera il coro, diretto da Piero Murru, vi proporrà Su Patriotu Sardu, conosciuto anche come Procurare e Moderare, e dall'incipit Cercate di moderare, o baroni, la vostra tirannia, si comprende lo spirito del brano, un componimento rivoluzionario
rivoluzionario e antifeudale, scritto da Francesco Ignazio Manno durante i moti rivoluzionari, e poi Su Lussu di Giuseppe Paddeu. A voi il coro Boges e Ammentos di Ittiri. Procurare, moderare, baronessa tirannia, chi si non provvida mia, porrà le sape in terra, declarata e già guerra, contra essa prepotenzia, e comincia la scienza, penso popolo a mancare. Baronessa tirannia, procurare, moderare, mirate che sta stendendo contra Deo il suo fuoco, mirate chi no è gioco, chissà cosa andate vera, mirate chissà sa era minettana temporale, sente così stata male, ascoltate sa ove mia, procura del moderare, baronessa tirannia, somine che si impostura, ia già degradato, pare che a s'antico grado, alzare che fa de nuovo, pare che su rancuso, pretenda s'umanidade, sardo mio si schidade, e si de cusaghia, procura de moderare, baronessa tirannia, giusta populosa e sola, che sti pare sos abusos, a terra son malos usos, a terra son dispotismo, guerra, guerra egoismo, e guerra sos oppressore, gusto tiranno minore, se preciso umiliare, baronessa tirannia, procura de moderare, baronessa tirannia. Procurare, moderare, sino che Deo posso
scelta, in su passi sui San via centrale, ricciata senza riccio naturale, a sapore ne gusto e sigaretta. Dene fosse bionda o sembrona, e grasa differente se ancora, non se piazza solita signora, prova tale veleno provona. Infedina e posta che modella, benedicina e dolta profumata, però in fondo a per un lobata, ite bella grise cantuse bella. Grazie al coro Bogues e Ammentos di Ittiri. Inviterei qui il maestro Piero Murru perché anche a loro vogliamo consegnare un ricordo, quindi anche Vincenzo e Cecilia vi aspettiamo qui. Intanto inviterei anche, nel frattempo che arriva Vincenzo, il rappresentante del coro per consegnare la targa. Grazie per essere stati qui questa sera. È stato un piacere, poi a un invito rivolto così calorosamente da Vincenzo non si può dire di no. È caloroso perché la serata è calorosa, mi sembra, abbastanza, no? Sì, grazie a tutti per l'attenzione con cui avete gustato i nostri brani e rimanete ancora seduti perché ci sarà ancora molto, c'è il loro coro che bravissimo, quindi aspettate. Buona serata a tutti. Grazie ancora. Un uomo è libero nel momento in cui desidera esserlo, scrisse Voltaire, e stasera saranno diversi i momenti in cui parleremo di libertà negata, di libertà a cui si aspira, la speranza, concetti che troveremo anche in alcuni brani che vi sta per proporre l'insieme vocale Nova Eufonia. Il coro è stato fondato dal maestro Vincenzo Cossu nel 2010 come primo e unico gruppo vocale della Sardegna specializzato in musica da cinema. L'età dei componenti, come vedete, è molto varia, si va dai 16 fino ai 70 anni, proprio per sottolineare come la musica sia in grado di unire le generazioni. Vi propone un repertorio variegato di pop e world music, proprio perché la musica, come abbiamo sottolineato anche prima con la stessa filosofia dell'Ittiri Folk Festa, unisce le persone, unisce i popoli. E stasera il coro diretto dal maestro Vincenzo Cossu vi proporrà Circle of Life di Elton John e Hans Zimmer, il tema del film Il Re Leone, Shallow di Lady Gaga, This Is Me di Justin Paul e Benji Pasek e Somebody to Love dei Queen. I ragazzi del coro sono accompagnati al pianoforte da Valentino Cubeddu, al basso elettrico da Viola Tanca, alle percussioni da Gabriele Serra, alla chitarra elettrica da Gabriele Griva e al flauto Irinel Paboloaia. Dirige il maestro Vincenzo Cossu. A voi l'insieme vocale Nova Eufonia.
ma chi di babà? Regnama, Ai babà, regnama, si tu go babà. regnama, Ingognama nengue namabor. The day we arrive on this planet and blinking step into the sun, there is more to see that can never be seen, more to do that can never be done, and despite so much to take in here, multiplying I can never be found. But the sun rolling high to the sapphire sky feels great as small, but the endless around. That's the circle of life, and it moves us all through despair and faith and love, till we find a place where the path unwinding, and in the circle of life. Circle of life. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy.
broken parts. I've learned to be ashamed about my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words when it cast me down, I'm gonna set a flag, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round of bullets in my skin. We fight away. 'Cause today I won't let this shit sink in. We are passing to the barricade, reaching for the sun. We are warriors, and that's what we become. Won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words gonna cut me down, I'm gonna set a floor, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flow, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. Let me I make no apologies. This is me. This is me.
just gotta get on this. Praise the Lord to the tears of all for my eyes. Somebody, 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 anybody find me? Somebody, oh, yeah. What's that? Everybody wants to pull me down. They say I'm going crazy. It's all I got away in my brain. Oh, I'm gonna come and say, she's got nobody left to believe. Just curious to my being. I'm okay, I'm alright. He's alright, I'm just gonna get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free. Somebody to love, find me 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 somebody to love, somebody, somebody, somebody find me, somebody find me, somebody to love, anybody find me, somebody to love. Find me, somebody to love. Find me, somebody to love. Somebody, anybody, anywhere, anybody, somebody, È fuori scaletta, ma vi salutiamo con un brano. Ci tenevamo molto e eseguiamo per voi di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.
myself anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Mama poured my guns in the ground. I can't shoot that anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Oh yeah. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's Insieme vocale Nova Eufonia al maestro Vincenzo Cossu e a tutti gli strumentisti. Uno dei brani che avete appena ascoltato, Circle for Life, dice: alcuni di noi cadono dal margine, alcuni di noi si librano verso le stelle, alcuni di noi navigano attraverso i propri problemi e alcuni devono vivere con le proprie cicatrici, ma è il cerchio della vita e ciascuno deve trovare il proprio posto nel mondo. Ecco, ci sono persone che cercano di trovare il proprio posto nel mondo anche quando si trovano lontani dal mondo, in un mondo, un universo parallelo che è quello delle carceri, l'universo carcerario, un mondo che comunica poco con quello in cui siamo noi oggi, liberi.
Il grado di civilizzazione di una civiltà si misura proprio dalle sue prigioni, scriveva Dostoevsky, ed è proprio al mondo carcerario e a tutto ciò che vi ruota intorno che l'ospite di questa sera ha dedicato un progetto molto particolare. Gio Perrino infatti presenterà questa sera Storie di vita mala. Canterà le drammatiche storie di vita dei detenuti piene di passione, follia, amore perduto, tradimenti, vendetta, ma anche speranza nella forma degli ex voto. Insieme all'attrice Zuana Maria Boscani vi offrirà uno spettacolo che evoca atmosfere del teatro mobile itinerante, del circo anni 30 e del cinema neorealistico italiano. Ad accompagnarli melodie che abbracciano il country, il blues, gli stornelli popolari e il tango. Questo ponte tra i mondi, di chi è libero e di chi invece è dentro una cella. È un invito alla riflessione che spera di toccare corde profonde e scardinare l'indifferenza che spesso circonda il tema delle carceri. Insomma, definirei Gio Perrino un rocker ruvido ma dal cuore tenero, perché ricordiamo che Gio Perrino è appunto uno dei più importanti esponenti della musica sarda, della musica rock, tant'è vero che ha fondato la sua prima band negli anni 80, Gio Perrino and the Mellotones, poi negli anni 90 arrivarono i mitici Elefante Bianco, una miscela di crossover a rock e metal, ma stasera lo vedrete in versione di vero e proprio cantastorie. A voi Gio Perrino e Zuana Maria Boscani. Ascoltate miei cari lettori, la mia storia unica e vera. Son dovuto finire in galera per avermi tradito l'amore. Una giovane bella e carina che di nome faceva Graziella, a guardarla sembrava una stella, molta gente faceva incontrare. Incantando faceva soffrire molta gente che la corteggiava, quella a tutti la mano negava, perché a me quell'amor mi giurò. Ma suo padre come fu incosciente, dopo avermi per anni sfruttati, la sua figlia ha donato, costringendo a me di lasciare. Ti faccio scordare, ho sparato 3 colpi di fuoco, sola donna che tanto amato, dallo sdegno mi sono voltato, non potendomi più perdonare. A 50 di sera mi alpeggio nel castello in via del collegio e Graziella mi apparve ancora, domandandomi perché sei qui, non vedendo che era cambiata al chiarore del cielo stellato, e chiamando io dissi Graziella, se permetti ti devo parlare. E va bene, cara Graziella, io ti pago ma senza parlare, ti farò bene un calice amaro, tutto ti faccio scordare. Ho sparato 3 colpi di fuoco, sola donna che tanto amava, allo sdegno mi sono voltato, non potendomi più perdonare. Lei voltandosi tutta agitata
mi rispose con atto di sdegno, ma vai via che tu non sei degno, perché un altro io devo sposare. Se non fosse apparsa quell'ora, non potevo da lì a calmarmi, non sarebbe successo l'errore di doverla un giorno sparare. E va bene cara Graziella, io ti vado ma senza ganare, ti farò bene con carice amare e di tutto ti faccio scordare. Ho sparato 3 colpi di fuoco con la donna che tanto amavo, allo sdegno mi sono voltato e non mi più perdonato. Buonasera a tutti. Stasera vi canteremo, racconteremo delle storie di vita mala, una vita disperata, una vita in cui una persona si deve arrangiare. La canzone che avete appena sentito, visto che il primo gruppo di brani dello spettacolo è dedicato alle donne, è la storia di Graziella, questa bella donna di Iglesias, forse una prostituta, non si è mai capito se forse è solo bella o solo bella e prostituta. Un uomo, forse un cliente, forse un amico, si innamorò perdutamente di lei, ma lei a un certo punto della sua vita decise di cambiare, che non gli interessava più quell'uomo. Lui, la sua rabbia, il suo senso di possesso, lo portò a spararla su un ponte ad Iglesias. Anche il prossimo brano, La gelosia, è un vecchio brano, diciamo di fine anni 70, scritto da, non so se qualcuno di voi ricorderà il grande Franco Franchi, Ciccio e Franco, che lui si prendeva, diciamo, sberleffava sul fatto del delitto d'onore che abbiamo avuto fino agli anni 70, dove un uomo geloso soltanto perché magari la sua compagna sculettava nella via del paese, della piccola cittadina, lui era geloso, geloso, geloso. Ed è proprio così che la gelosia si trasforma in una patologia. Se litigo per strada, la colpa è tua, se a casa non ci mangio, la colpa è tua, se vado da Belarda, la colpa è tua, se vivo nel selvaggio, la colpa è tua. Se sto contestando, la colpa è tua. Perciò se vuoi fare l'amore, non litighiamo più. La gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa impazzire. La gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa morire. Se oggi ti ho picchiato,
la colpa è tua, se casa ti ho bruciato, la colpa è tua, se il viso ti ho graffiato, la colpa è tua, se vado carcerato, la colpa è tua. Se sto contestando, la colpa è tua, perciò se vuoi fare amore non litighiamo più. La gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa impazzire, la gelosia, la gelosia. La gelosia mi fa morire, la gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa impazzire, la gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa morire. Se non ti chiamo amore, la colpa è solo la tua. Se non ti bacio mai, la colpa è soltanto la tua. Se sto contestando, la colpa è tua, perciò se vuoi fare amore non litighiamo più. La gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa impazzire, la gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa morire, la gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa impazzire, la gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa morire, la gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa impazzire, la gelosia, la gelosia, la gelosia mi fa morire. Col prossimo brano, e qui andiamo in Sicilia, il prossimo brano è una sorta di, da come nasce la canzone, che è un brano tradizionale, era praticamente una sorta di inno alla mafia. Io ho fatto delle modifiche nel testo proprio per evitare fraintendimenti, ma oggi dedichiamo, mi piacerebbe un caloroso abbraccio, la serata a Falcone e Borsellino, che sono morti perché stavano per denunciare uno Stato che in certi posti è assente. Vedete la Sicilia, perché in Sicilia la mafia ha attecchito così forte? Perché lo Stato è assente e bisogno di un aiuto che aiuta la mafia. Questa canzone, che non c'è perdono, non c'è pietà, è una vecchia canzone di brigantaggio, parliamo dell'800, che racconta che le donne, perché alle donne piace sempre stare con le persone peggiori e più cattive, è una battuta chiaramente, stavano con i briganti. Non c'è perdono, non c'è pietà. Vi canto io che sono un galantuomo, una storia antica d'un tempo lontano, che fa tremare chi ne sente il nome, a chi cerca gramigna dentro il grano. Dai, le mani!
e di alto rango, fecero un patto scritto con il sangue, un vincolo di fede e loyalità contro la prepotenza e infamità. Non c'è perdono, non c'è pietà in questa società. Non c'è perdono, non c'è pietà con chi sgarra questa città. La legge della male e dell'onore è una catena che non puoi spezzare, e se condanna fili e traditori per un amico sopra di amore. Non c'è perdono, non c'è pietà in questa società. Non c'è perdono, non c'è pietà con chi scala la società. Due cose al mondo sono le più potenti: l'amore della donna e dei briganti. Prima di fare un passo di consiglio, amici, state attenti tutti quanti. Non c'è perdono, non c'è pietà in questa società. Non c'è perdono, non c'è pietà con chi sgarra la società. Non c'è perdono, non c'è pietà in questa società. Non c'è perdono, non c'è pietà con chi sgarra la società. Il prossimo brano è il brano che generalmente quando abbiamo l'opportunità di fare uno spettacolo e suonare nelle carceri che abbiamo fatto, si intitola Ricominciare da capo. Io quando canto questa canzone ai detenuti ho il coraggio di affrontarli vis-à-vis e dirgli: beh ragazzi, ricordatevi che dopo la pena, oltre questi muri, oltre quelle sbarre, c'è una vita, c'è un mondo. Non dico che vi stia aspettando a braccia aperte, però c'è l'opportunità di ricominciare da capo. Per quello io mi batto, anzi io, compresa Giovanna Maria, per questo, che si dia l'opportunità di poter ricominciare da capo. Perché non credete, il carcere è brutto, non è una partita di pallone. Anche se li vedete, i film che vedete sul carcere sono tutte bugie. E ripeto, e quando io faccio questa canzone ai detenuti, sapete cosa succede generalmente? Seduti come voi, ne ho avuto, sì, anche più o meno lo stesso quantitativo di pubblico, diciamo, si mettono a piangere. Tu vedi rapinatori, assassini, a parte i ristretti che sono quelli per reati sessuali, sono tutti lì a piangere, si commuovono. E vi posso garantire che tanti anni di militanza, di impegno in questo settore qua, ne ho visto tanti. Anche da poco ne ho incontrato uno che gli ho detto: beh, come va fuori dal carcere? Come va? Tutto bene? Stai facendo da bravo? La domanda che faccio sempre io, gli metto: no, sì, Gio, sto lavorando in un ristorante, ho fatto un corso, sono riuscito a prendere il mutuo, a sposarmi, mia moglie aspetta un bambino. Queste sono belle cose. Un applauso, ricominciare da capo, grazie. La felicità è un poliziotto con la pistola
fatica ci vuole a vivere questa mia vita. Tu la confondi, posso comunque ricominciare da capo. La felicità è un agricoltore sul suo traccione, nella sua vigna mangiata dalla grandine assassina. La felicità è un cane che forma un orso invecchiato nella sua tana come un lupo ferito. Quando il sudore ci vuole a mettere ordine tra le mie cose, quando il sudore e fatica ci vuole a vivere questa mia vita. Tu la posso comunque ricominciare da capo. La felicità è un uomo con un passato che abbia storie da raccontare, sia buone che cattive. Festeggi e brindi ancora col tuo bicchiere a metà. Grazie signori. Gio, Gio, ti aspettiamo qui perché così insieme a Vincenzo vi vogliamo dare un ricordo di questa serata. Grazie a entrambi anche per l'atmosfera suggestiva che avete creato. Quindi Vincenzo vi dà appunto una targa ricordo di questa serata. Grazie ancora. Ci piacerebbe fare un altro brano. Ne avete voglia? Sì, ok. Adelina, vieni qui, non essere timorosa. Sono Adelina, orfana nel mondo. Oggi che ho l'età di 16 anni, feci l'amore con un vagabondo. Oggi ne soffro torture malane e tristi affanni al mio tenero cuore. Tu l'hai tradito ancora, vendetta io farò. Quando lei seppe che lui era Marsiglia, subito presa si incamminò. Un mese dopo al fine
e se ne fece grande meraviglia. Le disse: "Oh Gino, tu cosa hai fatto a me? Ora se non mi sposi io uccido a te." Allora il traditore con un coltello contro la fanciulla, mentre la fanciulla non le agiva, le lì e non gli fece nulla, ma la fanciulla per caso profittò, forse la rivoltella, 3 colpi sparò. Nel traditore finì la storia. Faccio ritorno alla mia terra bella, ora che tu hai avuto la vittoria, io ci butto questa ritornella. Ringrazio Dio, mi hai aiutato a me, ma quanto mi vuoi e io invoco a te. Madre mia, abbi pietà di me, aprimi la tua tomba, io devo insieme a te. Oh Madre mia, abbi pietà di me, aprimi la tua tomba, serrami in paradiso. Grazie signori, buonanotte. Come?